Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sicilia sott'acqua, strade come fiumi a Catania, salvato un motociclista in Vietnea nel quartiere Santa Maria Goretti, la polizia in extremis del torrente Forcile ha evitato il peggio. Esonda il fiume Sanso a Licati, i pompieri salvano un uomo attaccato a un ponte, torrenti di fango nelle vie di Stromboli, a Caltanissetta allagato il pronto soccorso, il maltempo durerà almeno fino a lunedì. Una sentenza abnorme, il ministro della giustizia Carlo Nordio a Palermo commenta la sentenza che blocca i trasferimenti dei migranti in Albania, nessuna guerra con la magistratura, ma se esonda dobbiamo intervenire. A Messina nuova lite tra ragazzine ripresa con i telefonini e divulgata sui social. Per gli investigatori probabilmente si tratta proprio di sceneggiate organizzate. Le eccellenze enogastronomiche e vitivinicole siciliane ad Acireale per il secondo weekend dei colori del gusto. Calcio in Serie B, un pari per il Palermo a Modena, Rosanero avanti per 0-2, sbagliano anche un calcio di rigore e si fanno rimontare dalla squadra di casa. In C, Catania, domani a Foggia, Messina e Trapani in casa contro Monopoli e Cerignola. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con il maltempo. A Catania arriva la bufera, città allagata, strade come fiumi, un uomo salvato in Vietnea mentre era in balia dell'acqua. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco anche in provincia. Il servizio è di Orazio Longo. La schiarita pomeridiana non nasconde i danni di un nubifragio che si è abbattuto con violenza sulla città di Catania. L'immagine simbolo rimane forse il salvataggio in extremis di un uomo in balia dell'acqua dietro al motorino che scivola a valle. Siamo nella centralissima Vietnea. A salvare l'uomo è Angela, una ragazza nigeriana di 28 anni e un bambino di 2 anni e mezzo che non ci ha pensato 2 volte a intervenire. Il sindaco trentino l'ha chiamata per ringraziarla. Abbiamo avuto una bella lezione di solidarietà, ha aggiunto il primo cittadino intervenendo sui social. L'episodio simbolo di una giornata di passione, acqua alta come a Venezia ma più irruenta, che scorre sopra i marciapiedi, entra nei negozi, allaga i ristoranti con fango e detriti. Qualcuno si difende come può alzando piccole barriere davanti alle porte. Pure l'anfiteatro romano non è risparmiato. Centinaia gli automobilisti rimasti in panne. Un'auto trasportata dall'acqua ha finito la sua corsa sui paletti in metallo che costeggiano la pescheria. Alcuni voli sono stati dirottati a Fontanarossa, mentre l'asfalto in molte strade si è sbriciolato. Qui siamo in via Santa Sofia, dove il secchio che vedete segnala la presenza di una voragine. Poco più avanti un tombino, uno dei tanti saltati per la forza dell'acqua. Alberi spezzati e rami caduti per il forte vento, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage, cantinati e negozi. Non solo a Catania, a Belpasso una squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della strada statale 121. A Randazzo alcuni pini si sono spezzati, cadendo rovinosamente sulle auto parcheggiate. Diverse le chiamate anche dal Calatino. Insomma, l'ondata di maltempo annunciata dagli esperti e che aveva indotto il sindaco trentino a chiudere scuole, parchi e giardini ha lasciato il segno. E sempre a Catania, nel villaggio Santa Maria Goretti, la pulizia in extremis del torrente Forcile ha evitato il peggio, ma è stato necessario un ulteriore intervento per rimuovere il tappo. Un residente dice: è la solita storia, il problema è il ponte. È andato per noi Tonino De Mana. Sommozzatori in azione a Mister Bianco per liberare gli automobilisti. Nel villaggio di Santa Maria Goretti, invece, mezzi meccanici all'opera per rimuovere la vegetazione trascinata a valle dalla furia dell'acqua nel torrente Forcile, ripulito in extremis dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti ed un nostro servizio TG. Allagamento del villaggio scongiurato per la bonifica del corso d'acqua effettuata poco prima della temuta bomba d'acqua. Fino a metà settimana era questa la situazione, con canne che ostruivano il canale quasi a renderlo invisibile. Ieri l'intervento dei mezzi comunali per liberarlo dagli arbusti. La pioggia caduta abbondante in mattinata ha fatto temere il peggio, lasciando i residenti con il fiato sospeso per almeno 2 ore. Poi la tregua che ha permesso alla protezione civile comunale di intervenire in corso d'opera per eliminare il famoso tappo da tempo segnalato dagli esasperati residenti. Delicate le operazioni anche per la presenza di grossi tubi a ridosso del ponte, oggetto di contestazione da parte degli abitanti. Per fortuna hanno fatto la pulizia, però come dicevo io la scorsa volta che ho detto anche in Antenna Sicilia, il problema è il ponte, come vedete, perché vengono gli arbusti, creano il tappo e non fanno passare l'acqua.
Resta solo la speranza nel sabato, bagnato del villaggio. E il maltempo si è abbattuto in momenti diversi su tutta l'isola, la situazione è più grave nell'Agrigentino e alle Isole Olie. È esondato il fiume Salso a Licata e proprio in quella zona è stato salvato un uomo che era attaccato a un ponte. Francesco Triolo. Allarme maltempo diffuso in tutta la regione, una delle situazioni più drammatiche nell'Agrigentino, dove il fiume Salso è esondato in più punti a Licata per la pioggia caduta copiosa in quell'area. La regione ha attivato il sistema di protezione civile per fronteggiare l'emergenza, inviando sul posto personale di supporto anche da altre province, disposta l'evacuazione di alcune abitazioni. Diverse persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto. Qui l'intervento con l'elicottero dei vigili del fuoco, incontrato a Bugiades per mettere in salvo un uomo che era sul tetto della propria auto rimasta intrappolata, mentre a Licata è stata ritrovata un'altra persona che si temeva fosse dispersa. L'invito ai cittadini è quello di non uscire da casa. La Procura di Agrigento tra il 2016 e il 2019 aveva aperto 2 indagini conoscitive sugli allagamenti causati dall'esondazione del fiume Salso. Vigili del fuoco al lavoro anche a Caltanissetta, Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti ed ad Enna per una frana. Il maltempo ha colpito pesantemente anche alle Olie, soprattutto a Stromboli e Ginostra, dove ci sono state 4 persone evacuate. A Ginostra fango e detriti sono entrati all'interno di abitazioni e attività commerciali. Le frane hanno interrotto la linea elettrica, la frazione è raggiungibile solo via mare. A Stromboli una colata di fango e cenere ha interessato il fiume San Bartolo, provocando l'ostruzione del ponte. Le acque e il fango sono fuoriusciti dagli argini, allagando terreni ed abitazioni ed interrompendo la viabilità. Frane un po' in tutta la Sicilia. Il Dipartimento di Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione in tutta l'isola. E a tal proposito il Presidente della Regione Renato Schifani ha deciso di convocare la Giunta regionale per lunedì prossimo, lunedì 21 ottobre. In quella sede sarà valutato l'elenco dei danni subiti a causa del maltempo e saranno stanziate le prime risorse urgenti e necessarie ad effettuare gli interventi. Eppure la pioggia caduta nelle ultime ore per qualcuno sembrava una minima soluzione anche alla crisi idrica. Il fatto però non è così, non si risolve affatto neanche in minima parte questa crisi idrica che si sta battendo ormai da mesi sulla regione siciliana. La Protezione Civile sta monitorando 2 dighe, quella del Fanaco nel Palermitano e l'Ancipa nell'Ennese, dove sono caduti 25 mm di pioggia, ancora insufficienti per la sete della Sicilia. Il servizio agrometeo della regione commenta che la fase instabile non è finita, quindi si attendono fiduciosi nuove piogge. E proprio a proposito del meteo, la situazione secondo i meteorologi continua a dire che è in continua evoluzione. Vediamo come allora in questo servizio di Francesco Aloi. Strade trasformate in fiumi in piena, case allagate. La pioggia assente da mesi è arrivata tutta in una volta, dal nord fino alla Sicilia, che adesso è al centro del ciclone mediterraneo. Una circolazione depressionaria che si è isolata sul Mediterraneo centrale ed è in lenta evoluzione a causa dell'azione di blocco esercitata da un vasto campo di alta pressione presente sull'Europa orientale. Durante la notte, in poche ore, tra Agrigentino e Nisseno, sono caduti più di 100 mm di acqua. Tutto però si sta spostando sul versante ionico di Sicilia e Calabria. Al momento sono in atto dei temporali che interessano in particolare il settore ionico della Sicilia. Oggi il tempo si manterrà estremamente incerto. Ma gli esperti lo avevano già previsto. Non a caso oggi tutta la regione è colorata di arancione. Significa preallarme. Per questo è importante limitare gli spostamenti. La situazione è in continuo divenire. Il maltempo dovrebbe durare almeno fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani, la fase di maltempo subirà una leggera attenuazione, ma sarà ancora presente un'area di instabilità con precipitazioni più probabili questa volta sul settore occidentale della Sicilia, mentre nella giornata di lunedì ancora forti temporali torneranno a interessare soprattutto il settore ionico dell'isola. Nessun rischio Medicaid comunque, almeno per il momento.
Di un morto e 2 feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Tortorici, in provincia di Messina. Una jeep della Forestale con 3 operai a bordo è precipitata da un viadotto nonostante la strada in quel momento non fosse bagnata, anzi era proprio asciutta. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo precipitando nel vuoto. Gravissimo il bilancio, uno degli operai ha perso la vita mentre altri 2 sono rimasti feriti. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del ministro Nordio, era a Palermo, ha parlato del blocco dei trasferimenti di migranti in Albania e secondo il Guardasigilli quella che ha bloccato appunto il trasferimento di questi migranti è una sentenza abnorme. Marco Gullà. Dalla sentenza che annulla i provvedimenti per il trasferimento dei migranti in Albania alle tensioni con la magistratura, il ministro per la giustizia, Carlo Nordio, oggi a Palermo per partecipare ad un convegno alla Camera di Commercio, affronta i temi di stretta attualità. In primis la sentenza sui migranti in Albania. Non è una polemica contro la magistratura alla quale io in un certo senso mi onoro ancora di appartenere perché sia in quiescenza, contro un tipo di sentenza che non solo noi non condividiamo, ma che riteniamo addirittura abnorme, perché non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro. C'è una sentenza della CEDU che io ho letto attentamente, tra l'altro in francese, non dice affatto quello che almeno secondo i giornali è riportato essere stato il motivo della sentenza di Roma. È lo Stato che deve decidere. Processo Open Arms. Nordio non è preoccupato dall'assegnazione della scorta EPM. Io sono stato scortato varie volte nella mia vita come pubblico ministero, fa parte di una valutazione del comitato provinciale che si occupa di queste cose e quindi se così hanno deciso così va bene. E sulle tensioni tra governo e magistratura il ministro non apre a polemiche. Da magistrato, ex magistrato, riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura, cosa che peraltro non è e non sarà mai. Adesso ci spostiamo a Messina, nuovi liti tra ragazzine, sempre più spettacolo per i social. Per gli investigatori probabilmente si tratta proprio di sceneggiate organizzate per creare appunto dei video che poi in certi casi degenerano ma diventano ugualmente virali. Francesco Triolo. È un fenomeno in crescita, un segnale di allarme. Quello delle risse tra giovanissimi a Messina sta diventando preoccupante, tanto che sono serrate le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle identità dei giovani coinvolti e soprattutto ai motivi. Che sia un fenomeno sociale, un gioco o qualcos'altro è tutto da chiarire, ma il fatto che avvengano in luoghi pubblici è un aspetto che anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura, convocato all'indomani della rissa a Viladante, ha evidenziato, tanto da potenziare i controlli in tutta la città. Le risse tra adolescenti si stanno moltiplicando ad un ritmo preoccupante, con tanto di video sempre pubblicati sui social network, che poi fanno il giro delle chat di messaggistica soprattutto tra i giovanissimi. E sono diversi i sospetti, non solo tra gli inquirenti ma anche nell'opinione pubblica, che si tratti di sceneggiate. Gli ultimi episodi sono quelli sul tram che transita dal viale San Martino con 2 ragazzine fermate dagli altri passeggeri e poi sulla via La Farina a 2 passi da piazza Cairoli, quindi l'ultimo 2 sere fa, in via 1° settembre, a pochi metri da piazza Duomo. Schiaffi, tirate di capelli e scene di violenza che sembrano costruite appositamente per essere pubblicate sui social. I video diventano subito virali e hanno sempre lo stesso schema: ragazzine che inizialmente parlano tranquillamente per poi passare all'azione e quasi mai i loro coetanei intervengono con decisione per separarle. Anzi, il fatto inquietante è che chi riprende le scene, invece di cercare di fermare le aggressioni, si limita a filmarle. Una nuova moda pericolosa è quello che stanno cercando di capire le forze dell'ordine. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e gli assessori della sua giunta pagheranno le spese dei funerali e del trasporto della salma di Patrizia Russo, la 53enne che è stata uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone a Solero, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Il figlio della vittima, ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera, ha chiesto un sostegno economico.
Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di eccellenze gastronomiche e vitivinicole siciliane, perché ad Acireale, nel secondo weekend dei Colori del Gusto, tanti ospiti illustri come Oscar Farinetti, patron di Italy, in un dibattito che ha coinvolto anche i Cavalieri del Lavoro catanesi. Eva Spampinato. Abbiamo appena aperto Bologna, una cosa molto grande, con 20 spazi, 20 regioni, e la più gettonata è la Sicilia, è sempre piena. Parola di Oscar Farinetti, patron di Italy e uno dei più grandi imprenditori del settore del food in Italia, che vede la Sicilia come una terra di grandi opportunità, purtroppo ancora inespresse. Sto puntando sulla Sicilia proprio perché vorrei creare una dispensa del massimo della Sicilia da portare meglio nel mondo. Farinetti è intervenuto all'incontro organizzato dalla Kermesse I Colori del Gusto ad Acireale per parlare di Made in Italy in compagnia dei 3 Cavalieri del Lavoro catanesi, Francesco Tornatore, Giovanni Arena, Venerando Faro. Vogliamo fare cultura enogastronomica, quindi le eccellenze siciliane in vetrina, ma anche bisogna parlare di queste eccellenze. Lo facciamo con la provocazione anche di Oscar Farinetti, che ci giudica con la sua esperienza che viene dal nord Italia. Le potenzialità per ora non sono sfruttate. Su 818 prodotti a denominazione di origine delle eccellenze italiane ne ha 67, troppo poche, sotto media. Sul turismo può fare il doppio, il triplo, quindi la Sicilia deve incominciare a sbattersi per trovare il modo di poi tradurre in pratica queste potenzialità. Dal grano al vino all'olio, le eccellenze enogastronomiche siciliane hanno una potenzialità mondiale ancora inesplorata e il valore delle piccole e medie imprese siciliane che ne veicolano la qualità è fondamentale. Un'azienda come la nostra è un'azienda che è molto attenta al territorio, tant'è che parecchi dei nostri assortimenti, la maggior parte sono di produzioni siciliane. Acireale ha voluto organizzare questo ciclo di eventi composto sia da convegni, quindi da cultura enogastronomica, ma anche da tante degustazioni, e al centro chiaramente i prodotti della nostra Sicilia, i prodotti di qualità. I Colori del Gusto proseguirà ad Acireale il prossimo weekend 26 e 27 ottobre. Il cambio programma è dovuto al maltempo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi le immagini del pareggio del Palermo per 2-2 a Modena, subito dopo. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, parliamo subito del Palermo che oggi in anticipo ha buttato un'occasione per fare i 3 punti allo stadio Braglia contro il Modena. I rosaneri avevano chiuso il primo tempo in avanti per 2-0, avevano anche sbagliato un rigore, poi nel secondo tempo la rimonta della squadra di casa, finita la partita 2-2, il servizio di Marco Gullà. Poteva essere la vittoria del rilancio e invece ancora una volta il Palermo fallisce il decollo. A Modena finisce 2-2 sotto una copiosa pioggia, un'occasione sprecata. Il Palermo non riesce a gestire il vantaggio e per larghi tratti appare con gli stessi deficit della stagione scorsa. Dionisi lascia in panchina Brunori e mette dentro Di Francesco e Insigne con Henry al centro. Proprio il francese va ad un passo dal vantaggio al prontivia ma colpisce il palo. La partita è frizzante, il Modena reclama un rigore e poi segna il vantaggio che viene però annullato. I rosanero passano al 34esimo con Verre, palla in mezzo di Di Francesco e il centrocampista controlla e mette in porta lo 0-1. Dopo 5 minuti fallo su Ceccaroni e calcio di rigore. Henry tira malissimo e Gagno para. Ma le emozioni non finiscono così. Prima del tramonto del primo tempo c'è spazio per il bel gol di Insigne, 0-2. Ripresa, arriva subito il gol dei Canarini con Gliozzi, bravo a correggere in rete una palla velenosa in aria. Il Palermo arretra, il Modena attacca e fa la partita. Dionisi mette dentro Brunori e Leduaron, ma è sempre il Modena ad avere il pallino dal gioco. Così al minuto 84 Caldara fa 2-2, esplode il Braia. Il Palermo non ha più le forze per reagire, finisce così quello che poteva essere e che invece non è stato. Domani toccherà invece al Catania, andiamo in Serie C, impegnato a Foggia. Il tecnico toscano in conferenza stampa ha invitato i suoi a proseguire sulla strada che ha portato agli ultimi 3 successi consecutivi. Marco Carli.
a Foggia per continuare a crescere e insistere nel processo che fa già comprendere un miglioramento dietro l'altro quello che può essere il Catania di questa stagione. Una stagione per ora evidenziata dai numeri, con i rossazzurri in alto in classifica nonostante un punto di penalizzazione e reduci da 3 vittorie consecutive. 3 come il numero di partite in cui Ezio Capuano è seduto sulla panchina dei rossoneri, per lui una vittoria, un pari e una sconfitta, ma anche in questo caso è già ammirabile la crescita dei pugliesi. Ecco perché la sfida, già ostica per tradizione, va presa con le pinze in una giornata che sarà caratterizzata dal lutto per la morte dei 3 tifosi foggiani. Innanzitutto mi sembra doveroso rivolgere un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle famiglie. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo, su quello che dovremo fare domani in questa partita, in questa trasferta difficile come quella di Foggia. Non ci saranno supporter etnei provenienti dalla Sicilia. Toscano, che non recupera ancora De Rose, va verso la conferma per intero o quasi della squadra vista con l'Altamura, con la consueta rotazione nella batteria dei trequartisti. La cosa che mi piace di più, oltre al campo, è quello che ho avvertito anche questa settimana, è la bella atmosfera che si respira, l'alchimia che si respira, che si è creata. Foggia Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti dallo Zaccheria e commenti da studio, al termine le interviste in anteprima ai protagonisti. Domani pomeriggio impegni casalinghi anche per Messina e Trapani. I giallorossi ospiteranno allo stadio Franco Scoglio il Monopoli, mentre la squadra di Aronica riceverà l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. Ancora una volta Messina e Trapani, seppur con classifiche e obiettivi diversi, hanno le stesse esigenze: vincere per dare valore ai rispettivi pareggi. 5 in 9 gare per i giallorossi, 4 in 7 incontri per i Granata. Domenica alle 15 al Provinciale arriva l'Audace Cerignola, seconda forza del torneo con 18 punti, 4 in più del Trapani. Nel mezzo c'è la strana storia del tecnico Aronica, imbattuto in panchina ma a rischio esonero, perché Antonini difficilmente accetterebbe un altro mancato successo dopo il pari col Messina. Torna disponibile Benedetti, ancora assenti Zuppel e Valietti, maggiore minutaggio per Udò. Cerignola blindato con 0 gol incassati nelle ultime 4 giornate. Mentre il futuro di Aronica è in bilico, il Messina raddoppia e i Modica diventano 2. A Giacomo si è aggiunto il fratello Vincenzo, collaboratore tecnico. Avversario complicato anche per i giallorossi, che domenica alle 17:30 ricevono al Franco Scoglio il Monopoli, che fuori casa ha perso solo a Catania, vincendo gli altri 4 appuntamenti a Torre del Greco, Foggia, Cava dei Tirreni e Bari contro l'Altamura. Salvo sarà convocato, in dubbio Petrucci, Auto Cominetti e Anselmo squalificato. Prima di chiudere vi diamo una notizia che riguarda ancora il maltempo, una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva da Palermo. A seguito delle forti piogge l'aeroporto Falcone Borsellino ha fermato l'attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolar modo nell'area bagagli, recita appunto una nota della GESAP, che è la società che gestisce lo scalo palermitano. Si sono verificate anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. Subito è stato applicato il piano di emergenza terminal e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l'esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento diversi voli sono stati deviati e dirottati in altri scali siciliani. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.